Consiglieri, quali le problematiche relative al Pallaspedini e il senso del vostro intervento oggi? Guardi, personalmente ritengo che non sia semplicemente la problematica connessa a questa struttura o nello specifico quello che accade in questi giorni. La problematica è a monte, non si può più andare avanti con una situazione di tamponamento e di accoglienza apparente perché purtroppo il Comune si trova in grosse difficoltà, quindi ci troviamo con un'accoglienza approssimativa, apprezzando assolutamente quello che un'amministrazione oggi può fare. Qui si tratta di pianificare l'intervento coordinando tutta la problematica dell'Europa. Lo diciamo da molto, le responsabilità sono a monte. Lo Stato italiano sicuramente ha dato il massimo, però siamo arrivati al limite delle nostre opportunità. Quindi ritengo che il nostro governo debba puntare i piedi perché si risolva definitivamente con un piano concordato e condiviso, con le responsabilità di ogni nazione, perché questo problema si argini e perché coloro che arrivino possano veramente inserirsi in una società che li accolga nel senso pieno del termine.